Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, martedì 20 gennaio e diamo anche il buongiorno a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno. Che bella Buongiorno. quella felpa, mi piace quel colore. Ti piace? Sì, Se vuoi te la regalo. va bene, accettato. Usata vedete? però, eh. No, Usata senza lavare, così come le magliette dei calciatori o No. dei giocatori NBA. Non so se tu abbia notizie in merito, però il buon Faccio dice: buondì ragazzi, sbaglio o ho sentito la parola bikini? Le promesse sono promesse, vanno onorate soprattutto. Soprattutto quindi... di fronte a un risultato del genere. Buongiorno Rocco, ben trovato. Buongiorno Adriano. Buongiorno Tore. Tra un video di Warren Buffett e uno di Charlie Mungia ci vuole un pezzo di Buongiorno 131. Grazie, buona giornata produttiva a tutti. E insomma, oggi martedì, mercato, sfida alla Fiorentina, infermeria, Bikini. bikini, Aspetta che devo fare... maltempo. Aspetta un attimo che devo fare lo screen perché devo inviare tutto adesso a Diablo per fargli capire Così? la fame che c'è, Metti la così. fame di Diablo in bikini. Gli mando i commenti, tranquillo. Aspetta, Poi, e vedi, voilà. guarda anche Nicola. Mitico. Grande. Mitico Nicola. Buongiorno Marco, ben trovato. Directly Buongiorno Daniele. Twitter, al Cagliari Twitter. Buongiorno Antonio. E un saluto da Parma. Buongiorno Gabri. Insomma, secondo giorno, tra l'altro, speriamo che domani aprano le scuole, perché è veramente un delirio. Cioè, ti sfasa tutto. Si impari a fare figli, d'altronde, scusa. Cioè, non è che Colpevole. fai figli e poi ti lamenti. No, Scusami, io non ho fatto, io ho detto solo scuola, poi non ho fatto né nomi né riferimento, parlo solo di scuole chiuse, appunto. Quindi. Molto bene. Quindi di cosa vuoi parlare? Non ho capito. No, io vorrei parlare innanzitutto del discorso relativo al mercato, Pensavo perché anche dell'auletta ieri... meteo. No, basta, anche no. Diciamo, Non lo sul so, discorso relativo al... conoscendoti. Vogliamo parlare di Conoscendo Nico l'età. Pazzi che passa dalla No, tripletta no. Allora, Meno male aspetta, che fermo. ne ha fatto almeno un altro. Almeno un Allora, altro. diciamo, in una ho pareggiato, in una ho perso e in una ho vinto. Quindi ci sta, dove avevo Nico Paz, perché purtroppo ahimè ho altre 3 leghe, quindi sono 6 in tutto. Non li facciamoli più battere i rigori. 2 ne ha battuto, 2 ne ha sbagliato. Esatto. Va benissimo Anche così, basta. senza Anche battere i basta. rigori. Poteva farlo sbagliare a un altro. Scusa, c'era Quando- Baturina, scusami. Esatto, cioè. che in questo momento è in hype, infatti Faglielo sarà tirare. uno dei nomi Faglielo tirare. per l'asta di riparazione, vedi, Nicazzo, giustamente. Ma poi non era nemmeno convinto, insomma, un +3 a Provedel, che comunque ha preso 3 gol, insomma, che si è azzerato, quindi non aveva proprio senso. Comunque, Vabbè, facciamo raccolta di firme per Nico Paz, non più rigorista. è capitato. È È capitato. capitato. Allora, Rita dice: buongiorno 131, oggi ci saranno annunci di nuovi acquisti? Che poi i 2 nomi sarebbero Suleiman e Dossera.
Sì, potrebbe essere il giorno di Dossena Certo. oggi, mentre per quanto riguarda Sulemana, anche il nostro Matteo Zizzola ieri ci ha aggiornato sul fatto che Italiano avrebbe chiesto di tenerlo giusto per sicurezza fino a giovedì sera per la partita di Europa League del Bologna, però verosimilmente da venerdì, insomma, potrebbe addirittura raggiungere la squadra direttamente venerdì sera a Firenze, quindi cioè, restando a Bologna. Mentre Dossena oggi dovrebbe essere il giorno giusto, visto che ieri è andato in panchina, anche lì, vedi, Fabregas ha atteso insomma, Certo. l'ultima partita per sicurezza, anche in quel caso. Tra l'altro il Como, se non sbaglio, sta recuperando anche diversi giocatori in difesa, e quindi insomma, oggi potrebbe essere il giorno magari delle visite o direttamente domani. Insomma, comunque io conto che entrambi siano in distinta sabato a Firenze. Nella sfida con la Fiorentina. Sì, credo di sì. Diciamo che Penso che sono sia i questo. due nomi che conoscono già comunque la piazza. Esatto. Arriverebbero in prestito, Dossena a prestito secco, mentre sulle mani ci sarebbe un diritto di riscatto, però di base sono due prestiti, quindi comunque due giocatori che conoscono lo spogliatoio, conoscono l'ambiente, insomma due pedine che andranno a completare la rosa fondamentalmente, perché non si possono reputare dei titolari, ma sicuramente delle alternative ai titolari. Tra l'altro Dossena a piede destro, quindi direi che sicuramente è il profilo che cerca, uno dei profili che cercava appunto il Cagliari. Ma abbiamo già il nostro primo ospite. Oh E lo, yes, e lo facciamolo facciamo entrare, entrare. un altro amico di 131, oltre che mio personale, Andrea Matta, Buongiorno, ben buongiorno. Eccola. trovato. Ciao Andrea. Buongiorno. Mi sentite? Ti sentiamo Benissimo. perfettamente, volevamo mettere sotto pancia amico di Aresu, come cioè, Andrea Matta è amico di Amico Aresu, di però Aresu, amico da di Aresu o tempi non compagno... sospetti, peraltro. Esatto, sia Da tempi chiaro. non sospetti. Amico di Aresu oppure compagno di banco del buon di Leonardo durante la partita contro la Esatto. Juve. Infatti Luca, il di quello Cagliari che ha mi hai detto vinto per durante la quello. partita. Di la verità. No, no, io non dico niente, io lascio a te. Mi ha detto, Io no, lascio a la Non te. prossima vogliamo... volta ti voglio solo... Testuali di parole, la prossima volta ti voglio vicino a me sempre. Quindi questo, diciamo, è per come... Quindi anche una costruzione tutta La sua, cabala, diciamo così. la cabala, Una Esatto, diciamo, costruzione. ecco, la esatto. cabala. Ha Io ho già, funzionato bene. io ho già fatto richiesta, te lo dico Andrea. Vediamo un po'. Sì, sì, e con i tuoi potenti mezzi, caro Infatti. LTL Esatto, esatto, esatto. 102.5. Allora, Andre, intanto appunto, ben trovato, benvenuto a Buongiorno 131. Parliamo subito di Cagliari Juve, dai, perché prima di passare poi a Cagliari Fiorentina, per chi non conoscesse Andrea, insomma, volto da quest'anno a Cagliari su DAZN, responsabile della comunicazione del CUS, quindi che cura anche una bella e seguita trasmissione su Radiolina che si chiama Casa Cus, appunto, cui insomma, di fatto mette un po' in mostra tutti quelli che sono i talenti, ecco, della enorme, mi viene a dire, Andre, famiglia universitaria sportiva, visto che insomma, abbiamo avuto anche noi modo di toccare con mano tutto quello che è il mondo e la galassia Cus, ma oggi insomma parliamo di Cagliari, soprattutto grande giornalista radiofonico, questo insomma, per chi non lo sapesse, insomma, è Per un me possiamo grande chiudere talento qua, Cioè, radiofonico. io mi prendo i complimenti e me ne vado. Grazie. Esatto. Faccio, Beh, faccio dopo con la amico di manina e vado Aresu, via. in realtà il tuo Sì, complimento era sì. amico di Aresu, cioè, Il compagno di su banco quello... di Leonardo. Esatto. Quindi parliamo un po' di questo Cagliari Juve, Andre, che insomma, ha riportato la seconda vittoria contro una big della squadra di Pisacane. Abbiamo già detto anche ieri, è una partita di grande sacrificio, una partita di grande attenzione e applicazione difensiva che lascia questi 3 punti, insomma, no? Veramente Sì, in 3 punti che maniera dolce. diventano fondamentali, nel senso che in questo momento il Cagliari soffre un po' con quelle che sono le squadre, diciamo, del suo livello. Mi vengono in mente, insomma, alcuni pareggi che non dovevano essere sicuramente dei pareggi. Mi viene in mente Pisa, mi viene in mente la gara contro il Genoa, che diciamo sono un po' quelle gare che hanno segnato in qualche modo il campionato in casa del Cagliari.
E invece con le grandi riesce a fare bene, l'abbiamo visto anche contro il Milan, certo, sconfitta 1-0, ma il Cagliari che abbiamo visto nel primo tempo è un Cagliari molto molto interessante. E il Cagliari che abbiamo visto invece sabato è un Cagliari insomma, che riesce a ottimizzare la singola occasione, cosa che in realtà non è capitata molto spesso in questa stagione. Quindi insomma 3 punti importanti, ancor di più in una gara sentita come quella contro la Juve. Al di là di quelli che possono essere quei numeri sul possesso palla, sui calci d'angolo, sulle occasioni, su chi ha segnato. Tra l'altro mi è sembrato insomma di vedere anche un po' che il gol che ha portato poi, cioè l'azione che ha portato al gol di Mazzitelli è molto simile all'azione che ha portato insomma al gol di Luperto alla prima di campionato, più o meno insomma, punizione più, punizione meno, quindi evidentemente uno schema che funziona, ecco, che abbiamo visto in 2 occasioni e in questo momento abbiamo il 100% delle occasioni realizzate, mettiamola così. Adesso hai detto una cosa appunto, sulle polemiche, perché c'era anche un commento sul discorso poi, no, della risposta social a livello mediatico anche, no, di questa sconfitta della Juve, che in tutti dicono ha perso la Juve, nessuno dice ha vinto il Cagliari. Siamo un po' anche abituati a questo. Mi fa molto sorridere, sinceramente, anche l'opinione di tanti colleghi di testate nazionali e quant'altro, che se al posto del Cagliari ci fosse stata la Juventus stessa o l'Inter, al posto della Juventus ci fosse stato il Barcellona, il Manchester City, il Paris Saint-Germain, sarebbe stata un'impresa di cui avrebbero parlato, no? Per magari in Champions League, avrebbero parlato di questo tipo di impresa per settimane, come una squadra italiana candidata alla vittoria della Champions League. E invece, siccome è stato fatto in campionato dal Cagliari contro la Juventus, insomma, si cerca sempre un po' di minimizzare, ma insomma, questo è un po' il livello del nostro giornalismo. Ci tenevo anche a fare questa stilettata a Di Leonardo, soprattutto che essendo giornalista nazionale con tutto Fantacalcio, allora mi piace infamarlo in questo modo. Luca, vai, dai, che so che hai 172 domande che ti sei preparato per Andrea. No, io vado sul discorso, visto che il nostro amico Kunusita salti i miei commenti è da ottobre, compresa la mia puntatina di Gaetano Play, allora prendiamo, a pare che non è vero, però ci sta. No, è vero, sul discorso hai tutta Gaetano, la mia stima, guarda, ecco, hai tutta la mia sabotaggio. È il sabotaggio di Leonardo, che per questo, infatti, prossima volta c'è il discorso una lente dagli occhiali. Così buonanotte. Sul discorso del ruolo di Gaetano, Andrea, nel senso che comunque l'abbiamo commentato anche durante la gara, Gaetano, che queste sono le partite dove lui può fare la differenza in un ruolo che Pisacane gli sta cucendo addosso. Il problema di Gaetano non è tanto il ruolo quanto la continuità, cioè quello che viene, diciamo, contestato a Gaetano è il fatto di non essere performante, non dico in ogni partita, perché è ovvio che ci possono stare delle discontinuità, ma quando la continuità viene meno, viene una ogni 4-5 partite, ecco, questa è un po' una problematica. E un giocatore come Gaetano deve fare la differenza in una squadra come il Cagliari, Andre. Scusa, questo è il branco di Rondini che chiedevano di Spalletti. Come c'è il commento, questo è il branco di Rondini. Scusate, ci tenevo, perché la cronaca è più importante e poi dell'opinione, lo sapete. Prego, torniamo a noi. Torniamo a noi, come dicevano quelli bravi. Sì, noi durante la partita abbiamo commentato quante volte, diciamo, Gaetano si è piazzato lì dietro i 4 trequartisti, diciamo questo 4-1-4-1, abbiamo visto un po' così nella gara contro la Juve. Sicuramente Gaetano si sta scoprendo in un ruolo che, appunto, dicevi tu, Luca, Pisacane gli sta cucendo addosso, e questa forse è una delle cose buone di questa stagione del Cagliari, cioè trovare una collocazione corretta per uno dei giocatori probabilmente più talentuosi che il Cagliari ha in squadra, dove non riesce a giocare come da mezzala, dove non riesce a giocare come trequartista, anche perché in effetti in questo momento il Cagliari ha una buona linea di trequartisti. Quello che manca fondamentalmente
sicuramente ce lo siamo già detti, ma l'avete detto anche voi in altre occasioni, è una punta di riferimento, uno alto, 1,90, spalle larghe, che ti fa il movimento dietro spalle alla porta, picchia, alza i gomiti e cerca di creare gli spazi per poter poi fare in modo che gli attaccanti, diciamo, possano avanzare, che i compagni di squadra possano avanzare. Quindi diciamo questa prova di Gaetano è ottima. Hai ragione anche tu quando dici che però ha bisogno di più continuità. Sono dell'idea che se uno ha continuità nel momento in cui gioca. Se non gioca non può avere continuità. In questo momento Pisacane sta facendo quello che altri allenatori non hanno fatto, cioè provare a metterlo un po' di più, provare a mettere subito le sue caratteristiche al servizio della squadra. Ci sta. Invece sul discorso abbiamo parlato di Gaetano, ma parliamo anche di Sebastiano Esposito, nel senso che divide comunque Sebastiano Esposito tra chi dice in effetti dovrebbe essere più performante sotto porta, chi comunque dice è un giocatore che si sacrifica e Pisacane gli dà anche dei compiti difensivi che chiaramente lo limitano, chi comunque dice non sempre entra al 100%, soprattutto quando parte dalla panchina, e questo è un mio commento personale, nel senso che ho notato che comunque due giocatori come Gaetano ed Esposito, quando partono dalla panchina, insomma, non sono così performanti. Questa è una mia sensazione che li ho studiati anche in qualche trasferta, dove sono andato dal riscaldamento all'ingresso. Io penso che comunque in una squadra come il Cagliari, chi entra deve dare comunque il 101%, perché il Cagliari ha necessità di tutta la rosa, tutti i giocatori. Pisacane l'ha detto più volte in conferenza stampa, chiunque, sia che parte titolare, sia che subentri, deve dare il 101%, perché ormai con le 5 sostituzioni può iniziare una seconda partita che il Cagliari più volte magari è riuscito anche a recuperare. Davo un'occhiata un po' alle statistiche prima della partita contro la Juve, e l'ultimo gol di Esposito è del 29 novembre proprio contro la Juve all'andata. A Torino, sì. A Torino, e significa che insomma sicuramente in questo momento stanno mancando i gol di Esposito, che ricordiamo appunto è il primo marcatore del Cagliari insieme a Borrelli, un altro che però non segna del 22 novembre, quindi insomma Sì, col Genoa. Col Genoa, esatto, quindi quei gol mancano. Anche Esposito secondo me è uno dei giocatori forse con più tecnica, guizzo, che Cagliari in questo momento ha in rosa, e sa secondo me anche a lui riuscire a trovare bene la sua collocazione e riuscire a fare bene in questo campionato, che è importante anche per lui. È un'occasione importante per la carriera di Esposito questa, insomma, chi fa bene a Cagliari e chi riesce a fare bene in un contesto come quello cagliaritano poi fa bene in generale nel campionato di Serie A. È uno dei tre fratelli Esposito che gira l'Italia, e sicuramente insomma uno con tanto talento. Pisacane punta su di lui, questo l'abbiamo visto anche in tante partite. Concordo con te sul fatto che magari quando parte dalla panchina ha qualche piccola diciamo difficoltà ad entrare in gara, e questo potrebbe essere diciamo un suo difetto, passatemi questo termine, che ecco può curare sicuramente con l'esperienza. Anche in questo caso però uno come Esposito devi metterlo in campo, perché qualche partita te la può risolvere. Ovviamente deve credere anche un po' lui nel ruolo che gli sta dando l'allenatore. Fra? Sì, soprattutto deve giocare un po' più avanti, perché poi il discorso di Esposito è anche quello, Sì. cioè per poter incidere abbiamo visto che il campionato dice questo, lui è riuscito a lasciare il segno quando, che poi in realtà non è neanche tanto quando ha giocato più avanti, troppo più avanti, quando ha avuto meno compiti difensivi. E un po' il discorso è anche questo, cioè io ieri guardavo Lazio-Como, dopo essermi fatto del male guardando anche Cremonese Verona, che non so quanti di voi in diretta abbiano visto, è stato veramente un qualcosa di cioè, che poi in realtà, ecco, apro una parentesi sul discorso della lotta salvezza su Cremonese Verona e quant'altro, cioè il Verona gioca. Sì. Verona gioca, anche ieri meritava di vincere almeno 2-0, e invece per un motivo o per un altro, cioè il gol in fuorigioco di Giovane, 2 parate clamorose di Audero, la buona sorte di Nicola, volevo usare un termine un po' più forte, ma
pensato Buona di sorte va vincolarlo, bene, che è buona sorte va meglio. bene. Esatto, anche perché siamo in fascia Buona- protetta, quindi insomma Super protetta. non È vogliamo, presto, non vogliamo diciamo, far, ecco. non vogliamo far mettere una multa a Luca Di Leonardo, in quanto è lui il responsabile di questa trasmissione, Luca Di Leonardo, lo dico Sì. agli organi Mi di dissocio. giustizia, Agli cioè è organi lui, quindi nel competenti, caso sì. è lui, capito, che nel caso va. No, scherzi a parte, dicevo, cioè il Verona gioca, è che la Cremonese in questo momento ha una solidità, una fortuna, chiamatela come volete, che questo tipo di scontri diretti insomma, non riesce a vincere. Non riesce a vincere contro la Cremonese perché in questo momento, insomma, fino a questo momento, poi vedremo nelle prossime giornate. Comunque, chiuso questo piccolo passaggio, tornando al discorso di Esposito, cioè Esposito ha dimostrato che se può giocare completamente libero, è libero soprattutto di testa, perché quello è secondo me il discorso principale, è un giocatore che ha dei colpi che forse solo Kilixoi per certi versi ha, anche se poi sono due giocatori abbastanza differenti, no? da quel punto di vista. Però sono giocatori che tu devi cercare di mettere nelle condizioni migliori. Dicevo, il passaggio sul Lazio-Como. Il Como gioca con due esterni offensivi, veramente offensivi, cioè due attaccanti. Infatti, cioè il tridente offensivo del Como è un tridente di attaccanti. Un po' come era prima, cioè ieri parlavamo con Ciccio Esposito di questo fatto, no? Del fatto che prima, 20 anni fa, e anche un po' meno, gli esterni offensivi facessero quello, cioè dovevano fare gol, dovevano cercare di essere pericolosi, di curare la fase offensiva della propria squadra. Oggi gli esterni offensivi o sono difensori adattati, o anche quando sono attaccanti, come per esempio Esposito o Luvumbo in passato e tutto, comunque devono stare attentissimi alla fase di non possesso, perché il calcio di oggi, se non sei appunto una squadra che ha un tasso tecnico e una capacità di costruzione di gioco come quella del Como, come quella della stessa Juve, anche per fare un altro esempio, purtroppo non te li puoi permettere gli esterni offensivi, cioè, uno che attacchi e basta, perché addirittura neanche il centravanti oramai fa solo il centravanti, perché tutti i centravanti devono ammazzarsi in qualche modo anche nel lavoro difensivo, e quindi il problema di... Cosa c'è? Perché ridi? Dica, Di Che Leonardo, è successo? dica. No! Che è successo? No, è ancora presto, è ancora presto, ma va detto che le promesse sono state mantenute. Vi dico solo questo. Come faccio adesso a tornare serio? Come faccio? Puoi disattivare la videocamera cortesemente per un paio di minuti? No, maledetto. Vabbè. E niente, quindi dicevamo... Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più. Degli esterni, Dicevamo esterni gli offensivi. esterni. Esatto, esterni offensivi. E quindi insomma un po' il discorso di Esposito dipende anche da quello, cioè nel senso che comunque quando sei obbligato in qualche modo da compiti tattici a correre tanto, a occupare una zona per cercare di limitare la costruzione di gioco avversaria, insomma poi diventa così, insomma, è difficile anche riuscire a fare le due cose, però è chiaro che l'obiettivo, lo scrivevo anche nella mia analisi di lunedì mattina, di ieri mattina, scusate, di domenica mattina, perché l'ha giocato sabato, sarà proprio quello di riuscire a mixare le proprietà positive, le capacità positive di una partita come quella contro la Juventus, che vuol dire cinismo, concretezza, vittoria, spirito di sacrificio, spirito di gruppo, con quello che si è visto nel primo tempo, per esempio, di Genova, con una squadra che ha provato a costruire, che prova a giocare di prima, che prova a giocare la palla, che prova ad andare in verticale. Non è semplice, non sarà neanche semplice, ovviamente, perché poi il campionato sappiamo che insomma porta con sé tante insidie,
Però secondo me quello deve essere il prossimo passo di questa squadra, che poi va ricordato un'altra cosa. Ieri ha parlato Giulini a Radio 1 e appunto, cioè, ha puntualizzato un fatto, che una cosa che non dice spesso Isaccane, cioè il discorso degli infortuni, però effettivamente questa squadra ha fatto tanti punti senza giocatori fondamentali e anche questo è un qualcosa che anche noi spesso forse non diamo il giusto peso a questo aspetto, e quindi credo che il valore anche della vittoria contro la Juventus di sabato sia stato quello. Ma come ho scritto nel mio titolo, serve ripartire con equilibrio, perché non è che secondo me sei battuto la Juve, sei da Europa League, ecco. Questa in realtà è la cosa che mi preoccupa di più, nel senso che insomma convincersi del fatto di aver vinto contro la Juve, avere 1-0, avere una partita dove comunque sì è stata la lotta, il sacrificio, ma hai avuto pochissime occasioni da gol, perché ti sei chiuso tantissimo poi dopo che hai trovato la rete e in un primo tempo insomma nel quale hai sofferto. Adesso arriva una gara contro la Fiorentina che diciamo è lanciata anche in vista, anche dopo quello che è successo insomma con Commisso, che arriva dopo Barone, che arriva dopo tutta diciamo la sfortuna, vogliamo chiamarla così, sfighe, no? sì, Una serie insomma. di sfortune loro, e poi arriva il Verona. Dicevi tu, Francesco, anche io ho visto ieri un po' dando un'occhiata Cremonese-Verona. Effettivamente senza Audero quella partita finiva 2 o 3-0 per il Verona, Sì, quindi pensare che il Verona sia una squadra facile, una squadra semplice, non è così, anche perché tu all'andata hai vinto 2-2 sfruttando 2 gol uguali di Felice e Idrissi. Felici ti mancherà poi nella gara di ritorno, e quindi insomma lì, in quell'occasione lì forse servono giocatori che riescono a spaccare la partita in questo modo, che prendono la palla, provano insomma a fare la giocata da esterno e cercare poi di puntare appunto la rete. Perfetto. Andre, grazie ovviamente per essere stato con noi. Grazie Però a voi. resta ancora in backstage, perché voglio che ti goda i prossimi minuti, perché credo che faremo la storia della TV, web TV, insomma, della Sardegna. Però siccome tu hai anche dei compiti istituzionali, non voglio che tu ci sia in quel momento, perché così poi se no magari qualcuno ti potrebbe anche dire capito? Allora io per proteggerti ti faccio uscire adesso. Vado in panchina, ecco, mettiamola così, vado in panchina. Esatto, va bene. Un abbraccio, grazie Andre, ragazzi, buon lavoro, grazie. Non so se sono pronto onestamente a questo. Allora, intanto facciamo entrare Roberto, perché voglio condividere anche con lui ovviamente questo momento. Sono qui per a me non mi proteggi. A te non ti proteggo, no, a te no. No, lasciamo Luca al centro, perché così è quello che nel caso andrà sacrificato sull'altare dell'epicità. Allora, mandiamo la sigla intanto. Ah, c'è una sigla, ok, va bene. Certo. Vogliamo ricordarlo così. La sigla. Dovremmo anche cambiare la sigla. Questo. Di Diablo spedicati, ogni promessa è un debito. Ti posso dire che non sta neanche male, cioè beato lui. È quello che mi ha detto anche mia moglie, devo dire. Inizia tutto così, Diablo, e attenti. Voglio ricordare che questa è una trasmissione che in verità non si è iniziato tanto tempo fa, ma questo... Voglio ricordare che questa è una trasmissione di intrattenimento, quindi per chi dovesse iniziare a rompere con discorsi deontologici è soltanto ci stiamo divertendo, ok? Non stiamo facendo niente di giornalistico, ragazze addirittura. Sono entrato ormai così, vabbè, no, una parte ci sta. Te lo consentiamo, va bene. Io avevo un grosso dubbio, cioè ho fatto di tutto dopo aver lasciato la musica ed essermi diciamo lanciato anche in un mondo del lavoro anche che ha bisogno anche di qualche scampolo di dignità, di costruire quegli scampoli, quei piccoli scampoli di dignità. E l'ultimo che mi era rimasto, non sapevo se giocarmelo
presentandomi in un contesto fuori contesto, diciamo, ecco, un minimo, oppure non mantenendo la parola. Io non sono bravo a non mantenere le promesse, io mantengo le promesse sempre. Mantengo le promesse sempre, malgrado abbia fatto sia il nautico che il militare in marina, e quindi questo abbia fatto di me di fatto un marinaio, ma io le promesse le mantengo sempre. Ottimo. E ottimo. tra l'altro, la cosa ancora, ho intenzione di fare un discorso serio. Sì, è credibilissimo comunque. Che perderà, Col bikini rosa, poi guarda. che perderà ovviamente ogni... Però se adesso è chiaro che parlarne oggi con l'allerta meteo rossa viene difficile, però il color salmone che ha Diablo è il colore dell'estate 2026, e lo sanno Sì, in pochi. ma aspettate, ho fatto ricerca prima di presentarmi. Ci credo. No, non ho... Io ho temuto che avessi anche tu troppa acqua nel tuo terreno, nel sisma. Poi ho visto che invece la parte occidentale, No. dove mi trovo anche io in questo momento, noi siamo stati un po' più fortunati. Io vorrei dire, c'è il sole qui. Quindi, anche qua, anche ad Alghero. In teoria avrei potuto fare, diciamo, in un altro... Con diciamo un po' più coperto avrei potuto fare anche il collegamento da fuori, ma serenamente. Detto questo, io comincerei appunto a sfruttare questo e non vi sto facendo vedere la parte di sotto perché siamo in va benissimo così, va benissimo così, perché è pornografico infatti non andiamo oltre, e da dietro oltre. Mi sta benissimo, ve lo dico. Allora, quella è un modello brasiliana, secondo me. Sì, esatto. Mamma mia. Conosco. Cosa ha fatto questa vittoria sulla Juve? Incredibile. Però no, parliamo di calcio. Però questa è soltanto la ciliegina sulla torta di qualcosa di molto più grande, ragazzi. Io oggi voglio cantare un piccolo requiem per ricordare le anime spente di tutti quelli che non hanno capito che cosa è stata la partita di sabato. Bene. Voglio partire da 52 anni fa, 1974. Il campione del mondo dei pesi massimi è George Foreman ed è un ragazzo poco più che ventenne, gigante, fortissimo, praticamente imbattibile. Il genio di marketing di Don King, uno dei più grandi procuratori sportivi della box di tutti i tempi, l'uomo che per intenderci si è inventato lo spettacolo di Mike Tyson, ancora prima decise di fare una cosa pazzesca, di recuperare un ormai detto bollito e anziano Muhammad Ali, 34enne, dopo aver fatto già il carcere per non essere andato in Vietnam, eccetera eccetera, portarlo a combattere contro George Foreman, dove? Nel cuore dell'Africa, delle dittature africane. Stiamo parlando dello Zaire, stiamo parlando di Kinshasa 74, una delle pagine sportive più epiche della storia. Chi non sa com'è andata, per chi non sa com'è andata, faccio un minuto di recap. Muhammad Ali dato non per perdente, ma per morente. C'era la paura seria che Muhammad Ali non uscisse vivo da quell'incontro. Durante tutti i mesi di allenamento che si sono svolti in Africa, ha preso colpi dal suo sparring partner, come se fosse un ragazzino. Il suo sparring partner, comunque mi sembra, se non sbaglio, fosse Evander Holyfield. Ha preso botte per 3 mesi. E tutti hanno detto, ma mentre dall'altra parte della palestra George Foreman faceva i buchi così grandi nel sacco. Arriva il momento, l'incontro si svolge intorno alle 2 del mattino per questioni di dirette con gli Stati Uniti. Per 8 riprese, Muhammad Ali non solo ha preso colpi su colpi da George Foreman che pesava 20 kg in più, ma ha fatto un'operazione dalla quarta ripresa in poi di trash talking pesantissimo in stile Mina fino all'8ª ripresa, quando all'8ª ripresa è calato
il ritmo delle botte che stava prendendo da George Foreman, in 30 secondi Mohamed Ali lo ha buttato giù. Poi è andato in conferenza stampa e ha detto questo: io e Allah oggi abbiamo fatto un capolavoro. Questa è la partita del Cagliari, un capolavoro. Non un colpo di culo, non una partita che, se il Cagliari dovesse rigiocare questa partita con questo spirito, in questo modo, 100 volte, la vincerebbe 100 volte. Perché nel calcio, io non credo nella fortuna e nella sfortuna, vince sempre il più forte in quel momento, e chi fa la partita più forte in quella partita. E il Cagliari è stato più forte della Juve e ha vinto perché vince sempre il più forte, sempre quello che ci arriva meglio con la testa, sempre meglio quello che prepara la partita, perché noi che seguiamo il calcio ormai come la PlayStation guardiamo le figurine dei giocatori, tiro 98, dribbling 72, velocità 100, ma quella è la PlayStation. Noi valutiamo la forza delle squadre in base alle figurine, ma la forza è un'altra cosa. La capacità tecnica è una cosa, la forza è un'altra cosa. La forza va oltre la capacità tecnica, va oltre il fisico, va oltre tutto. Il Cagliari ha vinto contro la Juventus perché sabato sera è stata più forte della Juventus. Non è detto che lo sarà tutte le domeniche, che tutte le domeniche sarà più forte delle altre squadre. Ma questa partita il Cagliari l'ha vinta perché è stata più forte. Poi è stata sicuramente, come dire, quella forza è venuta fuori dal fatto che stava affrontando, era un Davide che affrontava Golia, quello senza ombra di dubbio. Allora bisogna che il Cagliari capisca che quella forza ce l'ha dentro e che in ogni partita può venire fuori, quello sì, e che ogni partita va interpretata come va interpretata quella partita. Ma questo è quello che è successo. Il Cagliari non ha avuto fortuna, così come la Juventus non ha perso perché non ha un centroavanti, ragazzi. La Juventus ha perso perché non è stata in grado di vincere questa partita. Mentre il Cagliari sì. È molto semplice. Questo è un capolavoro, perché il calcio, perché ci emoziona, perché siamo qui? Perché il calcio è una, in generale lo sport, ma in particolare il calcio diventa è in grado di smuovere a questi livelli. Abbiamo visto quello che è successo in Coppa d'Africa, è in grado di sgretolare interi tessuti, perché è arte pura. Il calcio è arte pura, e lo dimostra anche il fatto che le grandi opere d'arte hanno sempre lasciato un pezzo di corpo di chi le ha create, perché l'arte è una cosa molto fisica. Bisogna, voglio dire, il Leopardi piegato sui fogli è arte. Il Michelangelo che scende dall'impalcatura della Cappella Sistina cieco e con la schiena spezzata, quella è l'arte. Quello è ciò che ha reso la Cappella Sistina straordinaria, quella parte di corpo che ha lasciato in quell'opera. Il Cagliari ha lasciato il suo corpo sul campo. Questo è il capolavoro, questo è il grande capolavoro. E per citarne un altro, per fare sempre il diavolo che cita sempre gli stessi giocatori, questa è la partita vinta da Deiola. Questa partita l'ha vinta anche Deiola, perché lo spirito di quel Cagliari è proprio lo spirito di Alessandro Deiola. È proprio la capacità di questi giocatori che anche quando sono fuori, ricordiamoci che Cristiano Ronaldo ha vinto dalla panchina una finale di campionato europeo,
la capacità di giocatori di infondere piano piano, allenamento per allenamento, domenica per domenica, lo spirito per arrivare a fare queste imprese. Mi dispiace per gli juventini, ma mi dispiace anche per i cagliaritani, che alla fine della partita, pur tifando il Cagliari, hanno detto vabbè, abbiamo avuto una botta di culo, vabbè, abbiamo vinto non giocando. Non abbiamo vinto non giocando, abbiamo giocato una partita perfetta. Questo è quello che è successo. E malgrado il mio bikini, che se dovessi diciamo sacrificarmi, mi sacrificherei tutte le domeniche per avere tutte le domeniche 3 punti, tutti i martedì, per avere tutti i fine settimana 3 punti, lo farei tutti i martedì. Bisognerebbe aggiornare anche il nome della rubrica, allora. Però E magari d'estate, non lo so, cioè potremmo pensarci. Se dovessimo vincere tutte le partite da quella fine, però poi mi dovreste pagare tutte le trasferte di Europa League. Bravo, esatto. Stavo per arrivare lì, poi però lo portiamo in bikini in tutta l'est Europa. Immagini in Moldavia con il bikini. Esatto, Comunque, ma pensate, in questi paesi dove certe cose poi sono libere, gradite. ben accorto. No, ma la cosa micidiale di questo discorso di Diablo, oltre ad essere bellissimo, è che Diablo è diventato improvvisamente il mio personaggio Disney del mondo di oggi. Sai che la Disney deve camuffare e intrecciare tutto, ormai il mio preferito. E ormai Diablo, io spero che la Disney ci pensi e nel 2026 esca il Diablo e mi faccia fare la sirenetta. Bravo, esatto. La sirenetta Esatto. tanto ormai ha cambiato un po' varie versioni. Tu saresti la sirenetta. Guardate, vi sono arrivati 5 euro grazie a me. Però. Esatto, volevo grazie capire a lei, questo. grazie a No, lei. allora, che siano arrivati grazie a te, non ci sono dubbi. Vorrei capire però, cioè, perché sono arrivati grazie a te? Cioè, nel senso, per il tuo discorso da brividi, come ha detto qualcuno, O che ha perché detto, sono buona. esatto, perché c'è il lato estetico che piace. Allora, su questo dovremmo un po' approfondire, perché potrebbe anche sviluppare nuovi business Esatto. da qui, Bravo, da qui in bravo. avanti. Insomma, Vediamo, non lo io so. potrei raccontarvi Non lo so. una barzelletta a tal proposito, ma non lo faccio. Lo farò Bravo. Va quando bene. alla fine della stagione ci vedremo tutti per mangiare una pizza insieme. Bravo. Esatto. Ecco. O la prima trasferta di Conference League, va detto. Esatto, Anche questo. esatto. Davide dice, In poveri coloro che sentiranno questa puntata su Spotify non godendo di questo show visivo, vabbè, sì, no, ragazzi. Sì, perché effettivamente parlando per un attimo mi sono anche dimenticato di come mi sono presentato. Esatto, no, ma è bello, cioè cercare anche di scindere, ma anche di, insomma, invece di non scindere, di Sacro dare e un profano. valore, esatto, dare un valore a questa performance, lo possiamo chiamare così, Ale, tanto tu sei un artista, quindi questa di fatto è comunque una performance, per cui va Ma bene, sì, diciamo, va ecco, bene così. Io e Marina Abramovic abbiamo... Questa propria cosa, fondamentalmente, vabbè. Diablo meglio della Ferilli per lo scudetto della Roma. Attenzione, questo è solo per la vittoria contro la Juve. Poi non mettiamo limite alla provvidenza in caso di Vabbè, ci saranno altre qualificazioni in big, Europa. dai. Sì, sì. No. In questo girone Esatto. di ritorno adesso. Ci sono ancora 2 trasferte a Milano da fare, quindi Mamma mia. Esatto. Spero- Ale, Mi auguro che siano più verso la primavera, così. sì, il Milan è l'ultima, è quasi estate. Perfetto. Guarda che vai tranquillo. Perfetto. puoi andare direttamente così al tornello. Sei Aladino sei tra Aladino e la coniglietta di Playboy, dice Heroes. Ringraziamo anche Marco per 3 mesi con noi. il rinnovo della Grazie del membership rinnovo. per 3 mesi. Nel frattempo Robert sicuramente ha avuto un Una piccolo... Esatto, sicuramente una chiamata. Marco, addirittura Grazie. 12 euro, ragazzi. Grazie Questo mille, è solo il grazie, potere, grazie. il potere. Io la Ripeto, pizza a io- Milano non la pago, ve lo dico. Esatto, no, io mi sto arrovellando per capire se veramente è una questione del contenuto o di tutto il resto, insomma, della parte, Ma sarà- della parte sarà estetica. tutto- Ma chi siamo noi per scindere? Chi siamo noi per Esatto. scindere le due parti? Per il Io discorso lo del lascerei coraggio. così tutto il giorno, non so se ha da fare, perché magari così 131 in una giornata si risolleva. Ma esatto, ma donate. Allora, Tipo Teleton, capito? esatto. Comunque Torniamo faccio, lo seri. dico, ho fatto Vai. questo sacrificio volentieri perché
il mio cuore rosso-blu doveva assolutamente, come dire, Ma secondo me pagare tu quando lo hai questo... scritto, Si sperava. tu l'hai fatto consapevole. Questa è la cosa più Assolutamente. interessante. Cioè non l'hai detto, Certo. capito, faccio una No, cosa... no, No, invece no. eri No, pienamente no. consapevole. Io Questa è la diciamo cosa che più bella. uno dei miei pochi pregi sono presente a me stesso. Ecco. Così. Nicola dice vorrei donare anch'io inserendo 50 euro in contanti nel bikini. Prossimo concerto dei Sikitikis, Ale farà un pezzo, scegli tu quale Ale, ovviamente, un pezzo In della bikini. scaletta in bikini e vi potrete avvicinare poi per farlo. Mi raccomando però, poi dividiamo perché siamo Esatto, potrebbe essere, sì, potrebbe essere Nuovo anche un business. nuovo business. Esatto. Fiorentina, Ale, sabato, Ho partita paura non banale. perché ho paura perché ovviamente, nel senso, Grazie, Gabri. se ce ne dovessimo andare via dal Franchi con un pareggio sarebbe una figata. Nel senso, a me piacerebbe che il Cagliari adesso per un paio di partite riuscisse a mantenere una continuità di punti almeno, no? Si va a Firenze in una situazione molto complessa, perché sicuramente la vittoria di Bologna per la Fiorentina è stata un toccasana anche dal punto di vista della ripresa psicologica, e poi quando succedono queste cose brutte come la dipartita del presidente commisso, che dispiace sempre tanto, perché poi arrivano un po', no? Si sapeva che non stava benissimo, ma non si capiva che potesse essere davvero così grave, eccetera, eccetera. Poi Guarda, le squadre, le società... su questo ti fermo un secondo, perché io sono andato a Firenze per l'Immacolata in quei giorni lì, e addirittura, cioè, era una roba che in tanti tifosi della Fiorentina pensavano che addirittura non arrivasse a Natale commisso. Quindi questo era un po' figurati, quello che si diceva. Quindi in realtà, insomma, ha resistito quasi un mese in più. Però queste scosse sono in grado di ricompattare gli ambienti in qualche modo. Era chiaro che la Fiorentina non sarebbe rimasta lì giù fino alla fine del campionato, non sapevamo quando si sarebbe ripresa. Gennaio è sempre un periodo di passaggio. Abbiamo visto che adesso come dire, un po' di energia in più la sta tirando fuori, arriverà in casa dopo aver vinto fuori casa, arriverà in casa volendo dimostrare ai suoi tifosi di poter continuare, di poter dare inizio a una striscia positiva, soprattutto con squadre alla sua portata, e quindi mi aspetto una partita molto difficile. Dall'altra parte mi aspetto anche che Pisacane queste partite le stia imparando a costruire, ad affrontare, a preparare durante la settimana, e come abbiamo detto anche prima della Juve è difficilissimo ormai fare pronostici col Cagliari, perché è difficilissimo andare a pensare oggi che il Cagliari farà una brutta partita sabato prossimo. È molto difficile, perché però può succedere perché gliel'abbiamo visto fare. Quindi c'è da aspettarsi di tutto. Non sappiamo a che punto è la maturazione del Cagliari, non sappiamo quanto la vittoria con la Juve, cioè qual è il vero come dire, quali sono le vere conseguenze della vittoria con la Juve, perché si può prendere due strade in quel caso, no? O avere una settimana in cui siamo troppo forti, adesso andiamo a Firenze e portiamo via 3 punti facili e poi vai e ti scontri con un'altra realtà, oppure dall'altra parte capire che non è successo niente, dimenticare la meraviglia che hai regalato ai tifosi e concentrarti per andare a Firenze e davvero fare un altro capolavoro. Non so cosa aspettarmi. Io sarei contentissimo di un pareggio a Firenze e di aspettare il Verona in casa, che secondo me è una partita chiave per capire davvero come il Cagliari può comportarsi con le sue dirette concorrenti,
e se dovessimo fare 4 punti nelle prossime 2 partite, allora a quel punto si potrebbe davvero cominciare a parlare di una salvezza, non dico ipotecata, ma cominciare a preoccuparsi molto meno per quello e cominciare a costruire il Cagliari del 2026-27. Tra l'altro guardavo un po' lo storico di Cagliari-Fiorentina, anzi di Fiorentina-Cagliari, scusate, quindi della partita giocate a Firenze. Le ultime 2 vittorie del Cagliari sono nel 2017-18 alla penultima giornata di campionato e poi nel 14-15 alla 32esima. Cioè, di fatto il Cagliari, quando sente un po' di pepe, allora è capace di fare l'impresa anche a Firenze. Quando invece la partita capita in momenti più o meno centrali del campionato, spesso il Cagliari non riesce a tirare fuori quel qualcosa in più di fronte ai viola. Spero che la partita di sabato sia la partita che invece cioè va contro questa tendenza, ecco, tendenzialmente, perché di fatto è una trasferta molto ostica, cioè su 45 partite 31 vittorie della Fiorentina, 6 vittorie del Cagliari, 8 pareggi, quindi insomma, tradizionalmente non è un campo che porta molto bene ai rossoblù. Le ultime 4 sono state 4 sconfitte, quindi insomma i numeri da quel punto di vista non aiutano, però è anche vero che questa squadra, come hai detto tu giustamente Diablo, in questo campionato sta dando la dimostrazione che è capace di tutto, cioè può battere la Juve, la Roma in casa e perdere 3-0 col Genoa come ha perso settimana scorsa. Questo è il Cagliari. Quando riuscirà ad avere la continuità e la maturità sicuramente ci divertiremo molto. Diablo, grazie ovviamente per essere stato con noi, per aver mantenuto la promessa, per averci regalato È un dovere. Questa giornata meravigliosa. Faccio rientrare Andrea Matta, che ha seguito tutto da in backstage. Andrea, tu potrai dire la prossima volta che dal palco presenterai Ale per un concerto come hai fatto ad Ateneica quest'estate, ti voglio dire bene, lo sai che ti voglio bene. Anche io Diablo, ma sei veramente inguardabile. Grazie, anche io. Potrei dire io l'ho visto in bikini, io c'ero, capito? Io sono rimasto qua in panchina per tutto quello, per tutti questi minuti. È stato non volevi veramente... entrare, tra l'altro. No. Scaldati. Un dolorino dietro. No, dietro. Sento tirare dietro, non va bene. Ale, grazie, e Andre, grazie. Vi ringrazio per avermi a voi accolto anche in queste condizioni. Assolutamente, è un privilegio, è un privilegio. Ciao Ale e ciao Andre e grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Comunque io spezzo una lancia a favore di Diablo. Io sono uscito anche con qualcosa di peggiore nella mia vita. Non avevo dubbi. Però intanto volevo rassicurare qualcuno che dice l'importante è che Arezzo e Di Leonardo non seguano l'esempio, non c'è problema. Io di sicuro no, perché sono freddolosissimo, quindi non ci sono proprio problemi. Anzi, nel caso mi sarei messo un gilet sopra, ulteriormente sopra questa felpa che già è pesante e tutto. Vabbè, comunque è stato, direi, un momento, grande momento meraviglioso. Il mondo ci invidia. Meraviglioso. Roby, chiudiamo questa, prendiamoci altri 10 minuti, dai, tanto ce li hai 10 minuti, insomma, sì, quindi così facciamo un po' un bilancio, appunto, chiudiamo un po' quella che è stata questo weekend, anche questa asbornia da un certo punto di vista, no? Perché vincere contro la Juventus, dicevamo anche ieri, cioè non è roba comune, non è roba che capita spesso, però è chiaro che, dicevamo ieri, lo ripeto anche in questo momento, cioè, a me preoccupano queste 2 partite Fiorentina-Verona, cioè preoccupano nel senso che io spero davvero che quello che diceva Diablo, cioè che questo Cagliari sia maturo per affrontare in maniera intelligente Fiorentina e Verona. Fin qui io direi quello che è stato il campionato, il percorso, ti direi di sì, tendenzialmente, cioè che comunque, no? Un po' di ottimismo c'è. Però è anche vero che parliamo sempre di una squadra giovane, che quindi è più incline, no? Ai picchi emozionali, in alto e in basso. Quindi vediamo un po'.
Esatto, io ieri nel pezzo dedicato a Mina, che è un po' il simbolo secondo me di questo momento della stagione del Cagliari, no? Dove si passa da una domenica in cui vorresti buttare tutto a una domenica in cui, come giustamente hai detto tu, c'è questa sbornia emozionale che ti lascia, ed è normale, una vittoria contro la Juventus. Siamo tutti apprendisti equilibristi in questa stagione del Cagliari, da chi gioca a chi deve raccontarla questa squadra, perché è proprio difficile raccontarlo questo Cagliari, e forse è anche il bello di questa stagione, cioè che non sai cosa aspettarti. Cioè noi abbiamo preso questo progetto da raccontare, i tifosi l'hanno preso da sostenere, la squadra l'ha preso da affrontare, con un punto di partenza che più o meno hai capito qual era, quello dei giovani, un allenatore nuovo, rilanciare alcuni giocatori, basare il futuro su dei giocatori importanti che possano essere per il futuro, in caso valorizzati bene, un tesoretto dal quale costruire anche meglio la squadra da Caprile giù discendendo, però non si sa bene, no? Dove arriverà questo Cagliari, perché dopo la Juve si è slanciati a dire no, sarà una salvezza tranquilla, ma dopo il Genoa, dopo la sconfitta col Genoa, uno avrebbe detto mi sa che si soffrirà fino all'ultima gara. È proprio questo non saper bene che cosa ci aspetta dalla stagione, che cosa è davvero il Cagliari, che stimola, che stuzzica per capire cosa potrà fare questa squadra. Sicuramente è un Cagliari che ha dimostrato a se stesso contro la Juve una lezione importante. L'importante ora sarà riuscire a contenere la felicità e trasformarla in continuità, che è un qualcosa sempre molto complicato, ancora di più per una squadra giovane, ancora di più per una squadra che comunque ha delle assenze importanti e quindi magari alla lunga, no, con partite comunque ravvicinate, perché è stato un gennaio dove hai giocato tanto, potresti sentire l'assenza di quello o l'altro giocatore, e vedremo, perché comunque sia sono d'accordo con te, cioè Firenze e poi Verona sono due prove di maturità importanti proprio per la stagione. La speranza è che piano piano questa squadra riesca ad allargare sempre di più, no, il filo sottile sul quale cammina, e vedere quello che è l'obiettivo, arrivare magari a febbraio con una classifica tranquilla, costruire, programmare già, perché secondo me questa squadra diventa importante se riesce a programmare per una volta, non a giugno-luglio, ma magari ad aprile. Ragionavo su un altro fatto e vi sottopongo anche questo mio ragionamento, nel senso che fin qui il Cagliari, siamo la prossima sarà la 21esima giornata, il Cagliari non è mai stato nella zona retrocessione, ok? Mm-hmm. Che è un unicum, secondo me, degli ultimi 10 anni almeno. Sì. Cioè, perché almeno una volta era capitato che eppure io sono convinto che se questa squadra l'avesse avuta un altro allenatore in questo momento, un allenatore un po' più esperto, probabilmente anche la reazione dell'ambiente per quanto riguarda la classifica, io dico, unicamente per questo fatto qua, sarebbe stato un po' più di ottimismo. Invece c'è una sorta di paura, una mancanza di fiducia, no? Un po' nell'allenatore, in una squadra così giovane, via dicendo, perché nonostante tu sia stato sempre fuori da quella zona, comunque sembra che tu ci sia stato sempre dentro. Non so se è chiaro un po' il ragionamento. Nel senso che comunque anche la sensazione, noi abbiamo il termometro dei social ovviamente, ma anche quello dello stadio, non solo dei social, però soprattutto sui social c'è questo affanno costante, anche quando le cose sono andate bene, però bisognava sempre cercare il negativo, andare sempre a sottolineare quello che non stava funzionando, come se detto che la caduta fosse sempre dietro l'angolo, no? È una roba più social che da stadio, perché comunque nello stadio io in tutta la stagione in casa, e ci sono state anche partite giocate male, non ho mai percepito che lo stadio avesse detto però questa squadra mi fa paura. No, anzi, poi chiaro, in tanti lo avranno pensato, qualcuno avrà mandato magari a quel paese questo o quel giocatore per una giocata, o l'allenatore per questa o quella scelta, però di fatto lo stadio, chi l'ha toccata con mano questa squadra, anche solo una volta o meno, se ne è accorto che comunque c'era un qualcosa. Infatti secondo me gran parte delle critiche che noi siamo presi per tanti mesi di questa stagione è perché in ritiro siamo stati solo noi. Cioè questo è stato un problema secondo me, essere stati gli unici che sono andati in ritiro
ci ha fatto toccare con mano quelle che sono delle lacune importanti di questa squadra, però lo sapevamo e l'abbiamo detto dal giorno 1, abbiamo detto questa sarà una sofferenza perché la squadra ha delle lacune tecniche date magari anche dall'inesperienza di alcuni profili e dovrà soffrire, però c'è un qualcosa che a volte è difficile da spiegare, vedevi che si stava creando un'alchimia diversa, perché comunque quando vai in ritiro li vedi arrivare giocatori, dirigenti, staff, li vedi giocare e ti accorgi di qualcosa e magari ci eravamo un po' accorti, a sensazione, facendo questo mestiere ormai da 12, 13, 15 anni, ti accorgi di alcune cose e ora secondo me piano piano se ne stanno accorgendo tutti. Chi non l'ha vista dal vivo secondo me si è un po' perso questa nebbiolina che ha il Cagliari di identità e non a caso a parte Genova non ha mai mollato davvero una partita, non gli è mai scivolata davvero una battaglia e ancora di più fare la prestazione contro la Juve dopo Genova secondo me è molto molto importante perché ti fa capire che comunque nonostante gli errori in serie, nonostante le leggerezze, la superficialità che c'è e rimane di questa squadra, probabilmente rimarrà fino alla fine perché non verrà totalmente debellata questa leggerezza quasi, no? In fase di non possesso, questa leggerezza in alcuni momenti nel leggere appunto gli episodi della gara, nonostante questo è una squadra che comunque è molto coesa, molto unita e sa andare oltre le difficoltà, ma paradossalmente il macello che è successo con Luperto, gli infortuni, in altre annate secondo me ora sarebbe un polverone talmente grande che magari avrebbe spaccato di più lo spogliatoio, che invece è riuscito, pur con le crepe che ci saranno state, che poi magari noi non sappiamo, in ogni spogliatoio ci sono. come in ogni spogliatoio ci sono, a mettere un po' di malta e a coprire il giusto, quello che è necessario per andare avanti. Ne approfitto, Vai. scusa se ti Vai, interrompo, sì, ne sì. approfitto proprio da un commento di Nicola che dice fuori dalla Sardegna l'opinione del Cagliari è molto più positiva a differenza degli anni scorsi e questo è vero, ma l'ha detto anche Matteo Zizzo nell'ultima live post gara, ma anche quando abbiamo avuto Pastore qua in diretta, cioè comunque il progetto Cagliari dal punto di vista nazionale è visto in una certa maniera, è visto sicuramente in maniera positiva qua e l'abbiamo provato più volte, anche in alcune vittorie c'era comunque il commento negativo, addirittura ricordati, io mi ricordo ancora un commento, non mi ricordo di chi, ricordati Luca che tra 3 giornate il Cagliari sarà penultimo. Mi ricordo questo commento particolare, cioè c'è quasi il fatto, occhio, guardate che tanto poi, prima o poi il Cagliari crolla. Guardate che questo non va bene, cioè si va a sottolineare il discorso negativo che ci può stare, attenzione, ma è un progetto giovane. Chi è che non ha sbagliato facendo le prime cose per la prima volta? Io tuttora sbaglio. Chi è che non sbaglia? Spesso. Chi non prova, chi non tenta. Perché se non tenta, grazie Robby, chi non tenta ovviamente non sbaglia mai. E il Cagliari è un progetto che chiaramente deve sbagliare, ma la partita contro la Juve, al di là della prestazione, di come è andata la gara, che comunque il risultato porta 1-0 per il Cagliari, ti dimostra che il Cagliari ha avuto una reazione dalla partita peggiore probabilmente sotto il punto di vista del risultato, perché Genoa Cagliari è la partita peggiore dal punto di vista del risultato, non della prestazione, perché il Cagliari ha fatto altre partite, altre gare dove ha giocato decisamente peggio, quindi bisogna ripartire da questo. Poi sul discorso stadio social, questo è un qualcosa che ho detto già tempo fa, sembrano due entità diverse, completamente diverse. Vai Fra. No, il discorso secondo me poi vai. Chiariamoci, perdi con la Fiorentina, fai male col Verona, siamo punti a capo. Infatti Certo, la difficoltà di questa stagione è proprio quella, secondo me, che purtroppo uno si aspetta costanza da un qualcosa che Costanza non può avere, secondo me, in questo momento. Chiaro, perché se questa è una squadra, cioè, va anche detto che non ha neanche la forza, secondo me, per trovare costanza a questa squadra, perché o il mercato ti dà tanto, però siamo al 20 e di fatto arriveranno in queste ore probabilmente Dossena e Sulemana, forse più Sulemana, Dossena non so quanto possa aiutare davvero, sarà un'alternativa ecco, a questa rosa. Chiaro, è un giocatore che già conosce l'ambiente, un giocatore che comunque esperienza negli ultimi anni ne ha fatta, però non è che stai andando a stravolgere a livello qualitativo questa squadra, quindi ti manca anche, no, quel qualcosa, perché non hai un Belotti, non hai avuto Foloruncio, quando Foloruncio sembrava che stesse svegliando praticamente ha avuto l'infortunio, non hai De Iola, da capire Zappa, che magari piace o non piace, però nell'economia di questa squadra comunque ha un suo peso.
più di questo secondo me sarebbe già tanto, però magari superare la Cremonese, superare qualcun altro, se lo fai subito ti dà quella convinzione che puoi vivere un qualcosa di diverso e trovi più continuità. Però, quindi secondo me bisognerebbe essere bravi anche a reggere l'urto in caso di partita brutta a Firenze o di risultato che non piace contro il Verona. Ed è la difficoltà di questa stagione. È l'altra faccia della medaglia, diciamo. Allora, prima leggevo un commento che diceva 6 punti senza se senza ma contro Fiorentina e Verona. Impossibile. No, ma allora, è un ragionamento che secondo me qualcuno prima ha messo la proverbiale ottimismo di Pinna, però no, ma allora, no, però voglio spiegare, nel senso che come approccio proprio alla vita sono d'accordo, cioè è giusto che sia così, che si debba cercare di puntare al massimo e tutto. Il problema è che però questa squadra, ecco qua, il problema è che questa squadra però fin qui ha dimostrato di non essere ancora, poi magari la vittoria con la Juve ha fatto fare il click definitivo e lo vedremo, e magari vince davvero queste 2 partite con una grande superiorità nei confronti dell'avversario, controllando la partita dal primo al 90° minuto, con autorità, senza fare errori e tutto. Ok, metto la firma ora perché questo possa avvenire. Però fin qui la squadra ha dimostrato appunto che è una squadra in potenza, ieri dicevo. È una squadra forte in potenza, che però al momento attuale deve ancora costruirsi tutte le sue certezze, costruire questa autorevolezza, questa autorità nei confronti dell'avversario. Ha dei giocatori che lo possono fare, perché, ripeto, rispetto ad altri anni, questa rosa, certi giocatori, gli anni scorsi non c'erano, certi giocatori di questa rosa. Però attendersi tutto e subito è l'errore più grave che secondo me si può fare, ma in generale, soprattutto in piazze come Cagliari. Quindi calma e gesso, come dice sempre mia mamma, come mi dice sempre mia mamma in questi momenti, insomma, la saggezza popolare aiuta anche su questo, perché Fiorentina e Verona sono 2 avversari complessi, perché il Verona ha un attacco che non è da ultimo posto, che Giovane, Orban, sono giocatori che giocherebbero tranquillamente in squadre per l'Europa, per quanto mi riguarda, per come li ho visti giocare. Hanno probabilmente un mix di squadra ancora un po', no, inesperto, perché comunque il gioco del Verona è sempre stato quello in questi anni, no? Player trading a manetta, prendo giocatori semisconosciuti, li rivendo, insomma, tramite le plusvalenze tengo sui i miei bilanci, che è poi un discorso che non ti permette di cementare, non ti permette di crescere, perché se tu ogni anno prendi il giovane di turno e lo rivendi a gennaio o lo rivendi a giugno, poi chiaramente no, il discorso è sempre quello. Cioè, per gli trading va bene quando non è l'unica fonte di sostentamento del club, nel senso che tu con quello ti fai il di più, è quello che ti serve per crescere ancora di più, ok? In un'ottica Cagliari, che è poi quello che ha fatto il Bologna, e ne abbiamo parlato tante volte di questo. Però ecco, riguardando il calendario, io penso che in questo momento, cioè se era dicembre un mese abbastanza importante per capire quello che sarebbe stato poi il presente e il futuro del Cagliari, direi che chiudere gennaio e soprattutto febbraio con queste partite dà la direzione al campionato del Cagliari. Perché se tu dovessi riuscire a vincere o comunque a non perdere gli scontri diretti e a fare bene nelle partite contro le grandi, beh, allora tu il segnale lo stai dando bello chiaro, eh? E questa squadra lo può fare, perché questa squadra lo può fare. No? Sì, No, sono d'accordissimo, sono d'accordo. Ma come dicevo prima, cioè sarebbe molto importante arrivare magari a metà marzo, dove già stai più pensando alla prossima stagione che a questa. Quello sarebbe una svolta che non accade da mai. Io non mi ricordo nell'era Giulini una squadra che sia arrivata così serena. Forse l'anno di Maran, quando si salvò perdendo l'ultima in casa con l'Udinese, che si salvò con anticipo, poi un po' nel finale lasciò andare le briglie, però era quasi un Cagliari che più giocava con la classifica per il piazzamento, ma non programmò davvero. Questa, col fatto che hai dei giocatori, cioè comunque sia, magari a
a giugno arriva un'offerta importante per Caprile, arriva un'offerta importante per Juan Rodriguez, se dovesse confermarsi, perché ora magari ritorno a titolare sarà un pochino più difficile, visto Luperto e Mina rimessi al loro posto, magari arriverà un'offerta per Idrissi, che ne sai, comunque Idrissi sta facendo un campionato secondo me interessante. Sappiamo che in realtà è già arrivata l'offerta per Idrissi. Però In dico teoria. un'offerta Dal che uno dice vabbè, Riyad, è stato un piacere, ci vediamo tra qualche anno da avversario. Quindi insomma sta facendo crescere dei giocatori che possono essere un tesoretto importante. Quindi se il Cagliari arriva a programmare a marzo, ad aprile, magari l'anno prossimo ci divertiamo ancora di più. Esatto, che è un qualcosa che stiamo veramente sperando da anni, cioè poter raccontare una programmazione, poter vedere magari la seconda parte di campionato in cui vengono valorizzati giocatori ulteriori dal settore giovanile, no? Perché già comunque quest'anno c'è stato chiaramente con la scelta di Pisacane la possibilità appunto per tanti comunque di affacciarsi in prima squadra, penso ovviamente a 3P, che è quello che oramai è sulla bocca di tutti dopo il gol di Cremona, ma non soltanto, ecco, magari una salvezza già blindata tra marzo e inizio aprile ti permette di poter inserire poi anche altri elementi e valutare e iniziare a creare quel percorso virtuoso di valorizzazione reale del settore giovanile, che è un po' quello che ha fatto per anni e continua a fare l'Atalanta. Cioè io inserisco giocatori in prima squadra, nelle rotazioni, li faccio giocare, li metto in mostra, li valorizzo e poi eventualmente li rivendo e continua il ciclo virtuoso. Ed è quello che secondo me deve fare il Cagliari, deve capire anche la piazza. Cioè se si vuole crescere, quella è la strada. Quella è la strada, perché lo ha fatto l'Atalanta a lungo e non soltanto l'Atalanta, anche altre società. Quello deve essere il modello da seguire. Sul mercato, abbiamo già detto prima, l'ultimissima è che è ufficiale Vinciguerra che chiuderà la stagione al Monopoli in Lega Pro, Serie C, quindi girone C, il più difficile, come insomma, sappiamo. Sì, dove sta per essere escluso il Napoli, il Trapani. Oggi potrebbe essere il giorno di Dossena. Suleiman abbiamo già detto dovrebbe arrivare dopo giovedì, quindi c'è già l'accordo tra tutte e tre le società, Cagliari, Bologna e Atalanta, quindi il ghanese dovrebbe tornare a Cagliari dopo la partita di Europa League di giovedì del Bologna. E poi si vedrà, c'è questo discorso Luvumbo-Cutrone che insomma nelle ultime ore sta continuando a tenere banco, soprattutto perché onestamente non si capisce bene, no? Ecco, cioè non si capisce bene quale sia la ratio, perché tu mandi la ratio è liberarsi Parma... di Luvumbo praticamente. Sì, cioè quello è, non vedo alternative, anche perché poi ricordiamoci, scambio di prestiti, Cutrone è del Como, signori, non è del Parma, quindi Cutrone dovrebbe tornare al Como per poi andare a giocare a Cagliari, quindi non è neanche un discorso di scambio di prestiti, a quel punto va meglio dallo a giocare al Parma, vuoi mandarlo a giocare al Parma, dallo al Parma, magari prenditi un altro giocatore, però cioè Cutrone serve al Cagliari per evitare che Cutrone segni al ritorno, siccome Cutrone segna solo contro il Cagliari. esatto, cioè e comunque così un gol contro te lo togli, ecco, è già un qualcosa, è già un buon punto di partenza. Ma allora io voglio dire una cosa, secondo me Cutrone è molto più forte di quanto poi negli ultimi anni si sia pensato. Con un attacco diverso del Cagliari a me non dispiacerebbe sinceramente vederlo qui, ma la domanda è: ma ha senso portare Cutrone ora in questo attacco del Cagliari? Che Cutrone al posto di chi gioca? Nessuno. Perché se viene è per giocare. Al posto di chi gioca? Di Kilixoi? Al posto di Esposito? Al posto di Paletta? Può entrare lui al posto di Borrelli. Sì, il punto centrale, sì. Esatto. Ok, ma c'hai già 3 punte centrali. C'è pure Pavoletti che è il quarto centravanti. Infatti. Cioè, mi sembrano un po' troppi. C'è pure Belotti. Se tieni c'è anche magari 3P. Esatto. Che comunque è tuo. Secondo me poi, certo. Sì, detto che 3P secondo me poi lo farà giocare esterno e non tanto. Sì, però comunque sia. Centrale. Però dico, quanta gente hai? Ci sono
Sono tanti per fare soltanto No, più che altro sono metà tanti perché campionato. con tutto il bene per Cutrone è Cutrone. Chiaro che se domani il Cagliari firma... Vabbè, chiaro, arriva Vlahovic, ok. Capito, cioè, Ok, questo è e ce ne chiaro. faremo una Questo è ragione che chiaro, sono tanti, certo. però... Questo è chiaro. Quello è il eh, discorso, però è quello. Sì, il discorso è anche qual è la strada che vuole prendere Pisacane a livello tattico, perché comunque se la direzione vuole essere prima o poi quella di un 4-3-3, ok? Mhm. È anche vero che non te ne fai proprio niente di un giocatore con quelle caratteristiche. Cioè, a quel punto ha più senso che se Luvumbo deve partire perché comunque è ideale per il modulo, ma non ti piace come atteggiamento, come è impattato un po' la curva di crescita che ha avuto, e a quel punto cerca un giocatore diverso, cerca un giocatore con caratteristiche diverse. Quindi, non lo so, magari il mercato apre queste vie, vedremo se andrà in porto o meno. A volte ha più logica lo scambio di giocatori che la tattica nel mercato, specie di gennaio. Sì. Più dinamiche che magari a noi tra agenti e quant'altro sfuggono magari all'inizio. Però vedremo quello che racconterà. Sono d'accordo con voi, io preferirei un altro tipo di giocatore. Vedremo. Anche perché poi l'altra domanda è, arriva Cutrone, l'esterno poi lo prendi ancora? No, a quel punto non lo prendi, non lo prendi più. Certo che no. A meno che non Chi lo dai fa, via però? anche un altro giocatore. E giochi sempre però con Palestra Esposito. E quindi torniamo sempre al solito punto di partenza. A cosa serve? E anzi, Uno vi come dirò di Cutrone? più, togli comunque un giocatore come Luvumbo che comunque qualcosa la crea lì sull'esterno, crea scompiglio, cosa che non farebbe Cutrone, perché non è un esterno. Certo. Non lo Quindi- so. No, poi anche proprio a livello va anche- tattico io non va capisco anche questa scelta. va anche capito il futuro di Esposito, perché comunque è un investimento che hai fatto. E secondo me il Cagliari, tra i giocatori che poteva valorizzare di più, c'è proprio Sebastiano Esposito, che è uno di quelli che ogni tanto fa vedere qualcosa. Ha giocato un po' ovunque, ha fatto il regista, ha fatto la seconda punta, ha fatto la prima punta, falso 9, chiamatelo come volete, ha fatto l'esterno, però secondo me l'esterno, proprio si è visto anche contro la Juve, se si deve allargare tanto, lui gioca bene se può stare più al centro del gioco, vicino alla prima punta, per servire anche la prima punta. Non è un caso che i gol li ha fatti quasi tutti dentro l'area di rigore, Sebastiano Certo. Esposito, cioè Sì, tutti sì. attaccando il primo palo, perché poi qualcuno ha fatto densità sul secondo. Non lo so, io Seba Esposito è uno di quelli che vedo, magari sbagliando, lo vedo fragile mentalmente, su questo non si scappa, però lo vedo come un giocatore di cui da inserire tra i caprile di turno, cioè di quelli che se tu lo valorizzi finalmente becca l'annata giusta, secondo me lo vendi a tanto, specie perché il Cagliari fa un investimento abbastanza basso su di lui, no? Siamo nell'ordine dei 4 milioni e mezzo. Se tu riesci a venderlo anche a un 10, 12, 15 milioni tra 1 o 2 anni, hai fatto tanta roba. Secondo me lui, Esposito, per l'hype un po' che ha, la famiglia, il fatto che sia un ex Inter, fa una stagione da 12-13 gol e tu lo vendi bene, però devi riuscire a fargliela fare, giocando play o giocando lontano, difficile. Poi lui deve capire che ha molti demoni dentro, secondo me, invece è un giocatore che sembra più scemo di quello che non è, perché in realtà è un giocatore intelligente ed è anche una persona intelligente, però dentro il campo prende tipo Don Chisciotte moderno e ha i suoi demoni contro cui combattere, che a volte sono gli arbitri, a volte gli avversari, a volte il compagno che non gliel'ha passata, certo. Esatto. Va bene tutto, però secondo me è un giocatore da questi ultimi mesi vorrei vedere un Cagliari che riesce a capire come sfruttare bene Esposito, perché giocatori col piede di Esposito non ce n'è dentro la squadra. Sì, forse dovrebbe giocare più centrale, ma con un altro attaccante che non sia Kilixoy, perché Kilixoy abbiamo visto che è uno che chiama molto il pallone, cioè gli piace gestirlo anche, no? E quindi toglie anche forse 1 o 2 tempi di gioco al trequartista. Infatti non a caso stava bene con Colombo. Esatto. Quel genere quindi lì. Vedremo. Va bene, ragazzi. Allora, grazie intanto ovviamente per essere stati grazie con a te. noi oggi. Grazie Roby per aver fatto anche tu parte della storia della non potevo perdermelo. Nel frattempo faccio un po' di cronaca. La mareggiata ha appena battuto la furia dello Scirocco, ha appena battuto il pontile di Marina Piccola a Cagliari, quindi era tutto in sicurezza, però ho visto che non è una bella tutto allagato. Altra curiosità,
perché poi ce l'hanno chiesto in tanti, però giustamente c'era Diablo in bikini ed era impossibile da fermare. Ubi Maio, ragazzi. Fino a quando è aperta la vendita dei biglietti, perché la trasferta è vietata ai residenti in Sardegna, a Firenze, però c'è la vendita comunque aperta per i sardi, e sono tanti in Toscana, ma in generale in Italia resterà aperta fino alle 19 di venerdì. Sì, poi c'era un altro... Con la tessera ovviamente. Chiaro, Ovviamente ovviamente con la devi essere tessera. iscritto al programma di fidelizzazione del club. Matteo Tidili ha fatto sapere che Frutti d'Oro è diventata Frutti di Mare. Questa è veramente cinica, caro Gianluca, molto molto brutta. Salutiamo gli amici di Frutti d'Oro. Ovviamente ho visto un video prima proprio di Matteo Tidili, se non ricordo male. Sì, che stava Mi girando sembrava in abbastanza macchina, sì. relativamente in controllo, perché c'era anche una ruspa, ho visto. Insomma, la situazione era quasi in controllo. No, c'era un augurio di compleanno da fare. Eccolo Vai, qua, vai. Pier Giorgio che dice: posso chiedere di fare gli auguri di compleanno a mia figlia Silvia, che oggi compie 22 anni, vi seguiamo sempre. Grazie Pier Giorgio, ci mancherebbe, siamo Grazie. qua. Auguri Silvia, è un nome a cui siamo tanto legati. Un buon compleanno, beata a te che ne hai 22. Pensa a Luca Di Leonardo che ne fa quasi 3 volte tanto, No, quasi 3 volte oramai. Supera il doppio, mettiamola così. Quasi 3 volte. Adesso non stare lì a nascondere la tua verità. Quindi allora grazie davvero a chi ci ha seguito, grazie a chi ha donato. Ricordatevi, a noi fa sempre piacere, è una bella abitudine quella delle donazioni, ma perché veramente ci aiutate ad andare avanti con quella che è l'attività quotidiana di 131, che potete ben immaginare ha i suoi costi, che non sono pochi assolutamente, però... Sembra Radio 105, dice Gianluca Brundu. Io voglio fare in caso, non lo so, forse Jake La Furia di Radio 105. Invece Luca Di Leonardo lo vedo molto nei panni Camilla, di lui effettivamente, esatto. sì. Facciamo un podcast dove Luca Di Leonardo perché ci racconta... perché ha la bella pelle, capito? Facciamo un podcast dove Luca Di giustamente... Leonardo ci racconta delle sue fidanzate strane che ha avute da adolescente, dai. Esatto, nel film Come fa Pizzotti non Camilla gli con i suoi Astra fidanzati. dice: sono appena passati una quercia, un bue e una maglia di Sale Makers. Spero che tu stia scherzando ovviamente per il bue, perché insomma il resto insomma ci dispiacerebbe assolutamente tanto. Va bene ragazzi, quindi grazie. Una figlia, non c'è problema in caso. Può essere assolutamente sì. Vi dico che a breve uscirà il secondo capitolo dell'approfondimento sul bilancio del Cagliari, scritto dal nostro Matteo Zizzola, quindi oggi plusvalenza e investimenti, quindi il tema è su questo, quindi mi raccomando leggetelo con attenzione e niente, noi ci vediamo domani come sempre alle 10, parleremo ancora di Cagliari Fiorentina ma anche di Serie D, quindi insomma, come sempre cerchiamo di dare spazio un po' a tutto. Grazie Roby, grazie LDL 102.5, perché più che 105 è LDL 102.5, Lui è un pochino più piccolo. a ognuno il suo. A domani, buona giornata, sigla. Ciao ragazzi. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno, buongiorno 131. Alza il volume,
fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.